Amici appassionati di futsal, buonasera. Quinto atto di questa Serie A, quinto al Palaolgiata si sfidano Roma e Napoli, una partita molto importante per entrambe le squadre. Occhio qui a Guillermo che si gira, pallone che passa sotto le gambe di Avellino e Sarmiento. 11 minuti, 2 secondi, ha sbloccato la partita il Napoli, ha segnato Guillermo, 1-0. 1 contro 1 in banda su Massimo De Luca, le finte di Sgro che calcia col sinistro, attento sul primo palo, bello buono. Saponara porta il pallone, raddoppio vincente, Michel, anche lui appena entrato in campo calcia, trova i piedi di bello buono. Michel apre per Ricardinho, tocco di ritorno per Michel, golasso di Michel, 8 minuti 4 secondi, ha pareggiato la Roma con il diagonale letale di Michel, 1-1. Avellino per la conclusione al volo di Biscossi, si accuccia, bello buono, pallone aperto per Michel che può sfidare in 1 contro 1, è bravo a riaprire per Biscossi che calcia, bello buono, in spaccata, lunga e rimessa laterale, già battuta dalla Roma che prova a dare ritmo al suo attacco. Michel calcia ancora, bello buono, in tuffo, Cutruneo al volo, stava diventando un assist per Ricardinho, l'anticipo di Michel, Biscossi di ritorno per Michel, doppietta di Michel, splendida combinazione della Roma, 1 minuto 35 secondi, la Roma è avanti con il gol di Michel, 2-1. Sarmiento, Fortino, grande assist per Ricardinho che cestina, la chance del 3-1, ma altra bella giocata della Roma. Inizia il secondo tempo, il primo possesso come detto lo gestisce il Napoli. Bolo dentro il pallone per Guillermo, arriva Perugino e Sarmiento è lì. Pallone all'indietro per Isgro, paio di tocchi, poi Cutrupi. Grasso in anticipo su Fortino, sul rimpallo il primo ad arrivare è Cutrupi, Fortino fa sedere, bello buono, che strepitoso da terra a negare il gol a Rodolfo Fortino. Avellino, lottano Grasso e Fortino, bellissimo questo duello. Guillermo prova con un paio di finte a saltare Lucio Avellino, arriva sul pallone e calcia Sarmiento a dire di no a Guillermo. Gestisce, scarica su Lucas Bolo che va dentro da Guillermo che si gira, calcia ancora Sarmiento e ancora Avellino. Spalle alla porta, rimorchio di Ricardinho, la deviazione 2 contro 1 che si sviluppa per il Napoli con Guillermo che porta il pallone, lo offre a Bolo che spacca il palo, occasionissima per il Napoli, gran conclusione di Lucas Bolo. Pellegrino di testa con un colpo di tacco prova a far correre De Luca, primo ad arrivare sul pallone è Rodolfo Fortino che adesso tocca all'indietro per Sarmiento, arriva Pellegrino, stava per combinare il pasticcio Sarmiento, prova ad indurre all'errore la fase difensiva della Roma. Bolo, Varela calcia Sarmiento, Varela, Bolo porta il pallone e calcia e altro palo colpito da Lucas Bolo. Bolo, De Luca sbaglia il controllo, Sarmiento non va alla conclusione, preferisce trovare Cutrupi che controlla, prova il pallonetto, pallone che bacia il palo ad 1 millimetro dal colpo del KO la Roma. Pallone imbucato dentro, ancora un tocco, se n'è andato però un altro secondo, 2 alla fine, Grasso calcia, pallone alto sopra la traversa, finisce qui con la doppietta di Michel, in rimonta la Roma batte 2-1 il Napoli al termine di una splendida partita qui al Palaolgiata di Roma.